Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie carissima regista. Allora, oggi abbiamo da dare un'occhiata alla fine di questo mese di maggio, che è caratterizzato soprattutto dal punto di vista della devozione popolare da due santi abbastanza noti. Però il clou del discorso odierno vorrei spostarlo su una dimensione che qualcuno di voi troverà indubbiamente un po' fantasiosa. Ma vedete, io non credo a una lettura della realtà in senso soltanto razionale e rimando per questa lettura anche in chiave politica e non solo, chiaramente, religiosa, politica, eccetera, a quello che i colleghi, in particolare il nostro direttore radiofonico, ma anche tantissimi altri oramai noti giornalisti hanno detto sull'attentato stragistico di Modena. Aveva colpito invece in maniera molto forte il nome di chi è andato a sconfiggere l'attentatore, diciamo a fermarlo, a bloccarlo, a renderlo impotente e di conseguenza consegnarlo automaticamente ad una presunta giustizia. Dico presunta perché sapete tutti quanto bisogna andare cauti a sud delle Alpi sulla possibilità effettiva di comminare una pena adeguata alla colpa. Ma appunto parliamo di Luca Signorelli. Luca Signorelli, tra un po' vi spiego tutto, dal punto di vista di una cultura pop a sfondo esoterico. Bene, e poi c'è da parlare di due feste che sono curiose perché ritornano in questo 2026 molto pesante dal punto di vista del gioco internazionale, delle straordinarie, nel bene e nel male, caratteristiche della complessità mondiale. Sono due feste che vengono esercitate, manifestate in Lombardia e in Insubria, una a Cusago e l'altra a Cassano Magnago. A Cusago ci sarà in giugno Vichinga, dedicata ai popoli del nord in costume e alla loro civiltà. Mentre a Cassano Magnago ci sarà una diciamo significativa ribalta che riguarda Camelot, e quindi siamo nel ciclo classico del mondo arturiano, britannico-arturiano. Camelot con anche qui costumi, usanze, riti e miti. Dopo ci arriviamo, ma l'impressione che dal punto di vista culturale, si badi bene, e non politico, ci sia una grossa nuova ventata che arriva dal nord. Cercheremo di capire perché succeda questo in questo momento. Per quanto riguarda i santi, abbiamo detto due, quelli che tra i tanti che affollano il calendario, tenete conto, lo sappiamo benissimo che ci sono 5, 6, 7, 8, a volte 10 santi ogni giorno, perché i giorni sono 365 e quindi i santi sono diventati così tanti che diventa difficile per la Chiesa, ma anche per la stessa platea dei fedeli o di quelli che insomma magari saltuariamente e un po' ipocritamente si rivolgono a qualcuno per ottenere, qualcuno di questi santi, per ottenere insomma tutta una serie di protezioni o a volte anche
di miracoli naturalmente. I santi sono martedì 19, che è domani, il San Pietro Celestino V, quel San Pietro particolare, Morrone di cognome, che ha abitato gli Abruzzi alla fine del 200 ed è assurto alla cronaca come Papa, Celestino V. E l'altro andiamo su martedì 26, San Filippo Neri, contesto romano stavolta, con grande beatitudine legata soprattutto a comportamenti solidaristici, di soccorso, di assistenza. Sono due must molto diversi della Chiesa, che vale la pena andare a rivedere ancora una volta al di là della fede, perché quando noi troviamo come antropologi, come studiosi della devozione, del folklore, degli atteggiamenti popolari, del calendario come assemblaggio di miti, ecco, come con questo atteggiamento noi dobbiamo comunque capire, perché si tratta di nuclei di forza, di energia ideale. Celestino V, cantato da Dante, tra un po' ritorneremo al Medioevo, al tardo Medioevo e al Rinascimento, ma cantato da Dante perché si era accorto che era difficile metterlo all'inferno per tanti motivi, nonostante la sua colpa fosse evidente per un giudizio tradizionale di tipo religioso, cioè il fatto di aver rinunciato dopo un po' di tempo alla veste papale. Ma tutta la storia di Pietro Morrone, eremita, che in qualche modo viene pescato dalle forze trascendenti per riuscire a trovare una soluzione alla grave crisi che sta vivendo la Chiesa alla fine del 200, ha tanto da raccontare. Ha tanto da raccontare per l'Aquila, tenuto conto che c'è una grande festa alla fine di agosto, la festa della perdonanza all'Aquila, di cui abbiamo già parlato, che è straordinaria, unica nel suo genere, e però anche a tutta quella che è la devozione popolare nei confronti di comportamenti miracolistici ritenuti tali, appunto, e riguardanti comunque non solo la città dell'Aquila in tempo e no di terremoto, ma anche tutta una serie di altre questioni e faccende. La dolcezza, la timidezza, il rigore morale di Celestino, impastato col suo peccato, col suo tipo di peccato individuato da Dante, lo pone nell'antinferno, quindi in una sorta di limbo che comunque gli permette, insomma, di non essere condannato con le feroci punizioni degli altri. Viene considerato un vile da Dante, in buona sostanza. Questo peso poi è ritornato di attualità qualche anno fa con la rinuncia da parte di Papa Ratzinger, che è stato individuato quale nuovo Celestino V. Sono discussioni teologiche che però ci interessano poco in relazione al centro di forza umana, psicologica, che costituisce il soggetto. In un certo senso nella nostra vita siamo stati tutti un po' Celestino V quando abbiamo avuto paura, quando abbiamo rinunciato a un incarico, può essere successo anche piccolo, quando non ce la siamo sentiti di portare avanti qualcosa che ci faceva peccare ulteriormente, no? Insomma, ci faceva costruire un senso di colpa ancora più grande, e quindi la sua scelta di ritornare all'eremitaggio in una dimensione
apocalittica, e in un contesto regionale così montuoso, irto e vergine come quello abruzzese, costituisce una pagina irrinunciabile del nostro repertorio mentale, tale che appunto Celestino V è una figura immortale sotto tutti i punti di vista, e in qualsiasi modo la si consideri, contrapposto solitamente a Bonifacio VIII che, come sapete, decide di sostituire Celestino V, costringendolo in termini di circonvenzione di incapace, si direbbe oggi, a lasciare il Vaticano. Questo significa tante cose, naturalmente. Significa una bontà che spesso diventa masochismo, e questo lo vediamo in tantissime persone che non hanno niente a che fare col mondo religioso, ma che si comportano come Celestino V perché cedono a delle insistenze di chi? Ma di personaggi, spiriti, forze, congreghe, gruppi che spesso e volentieri vogliono operare secondo finalità malvagie, e quindi sembrerebbe con questo personaggio che il mondo sia intriso di male perché anche la bontà non riesce a frenare il male. E è una riflessione questa, naturalmente, che adesso ritornerà tra qualche minuto con quello che vi dicevo prima. Il secondo santo, martedì 26, è San Filippo Neri. Qui siamo in una condizione diversa, anche temporale come epoca, perché oramai all'inizio della modernità, in un'epoca più recente, ma comunque a distanza di 200-300 anni, ritroviamo una figura come San Filippo Neri, che è il vero interprete della carità, come assistenza ai malati, ai poveri, in una città caotica fin da allora come Roma, piena di imperfezioni, di difetti e di suggestioni malate. Questo induce a ritenere comunque un eroe San Filippo Neri, un eroe alla sua maniera Celestino V, un eroe in un'altra maniera San Filippo Neri, che certamente costituisce un po' l'esempio per tutti quelli che ancora oggi vogliono assistere le persone che sono in difficoltà in varia forma, in varia misura. Certo, ai tempi di San Filippo Neri non c'era un'immigrazione così sostanziosa e pervasiva come quella di oggi, però c'erano delle condizioni che ponevano in una sorta di serie C o serie D alcune persone sfortunate. Siamo all'interno comunque di un'identità italiana che si era formata col passare del tempo in una versione popolaresca che vale la pena appunto ritornare a rivivere alla luce anche degli ultimi avvenimenti, laddove ci si chiede se in fondo possa esistere ancora oggi un pueblo, un popolo pronto a salvare il salvabile. Ma questo personaggio è poi anche un modello più ampio di carità che induce a riflettere sulle parole dei pontefici, anche di quello attuale naturalmente, su quanto valga la pena ancora esercitare questa virtù sempre più difficile, perché anche qui a rischio di confusione, così come la paura diventa colpa, quella di Celestino V, qui la carità diventa confusione, diventa eccessivo abbraccio nei confronti di chi se ne approfitta, maldestra volontà di costruire una società che è impossibile costruire, ecco, appunto, laddove forse San Filippo Neri era molto meno ideologico e si limitava concretamente a fare quelle piccole cose che però sono decisive a livello di quartiere, di città e insomma di prossimità territoriale, che poi è in fondo una
delle regole che sta alla base, se vogliamo ben vedere, anche del cosiddetto leghismo. Quindi questi due santi troneggiano nella seconda parte di maggio, direi a corredo di tutta quella devozione mariana che abbiamo già visto la volta scorsa e che ha riempito non solo l'Italia ma il mondo attraverso delle figure canoniche che comunque costituiscono un riferimento assoluto e ritornano ora potentemente anche in chiave cristiana dopo qualche anno di oscurità, ritornano in maniera forte per riuscire in qualche modo a trovare un'ancora di salvezza rispetto ai problemi che appunto noi conosciamo. Ma che cosa è successo sabato? Sabato è successo un fattaccio. Per la prima volta, in maniera piuttosto decisa e sfrontata, un'auto guidata da qualcuno che aveva delle precise intenzioni si è librata lungo un'arteria centrale di una città che io ho avuto modo di visitare abbastanza recentemente e l'ho trovata più che affascinante, molto deteriorata rispetto a una volta, comunque popolosa, comunque centrale nelle dinamiche dei flussi di traffico e di nuova civilizzazione. Una città che ha dato molto in passato dal punto di vista anche delle tradizioni, ma che adesso si trova veramente sbaragliata, impossibilitata ad agire secondo i canoni della civile convivenza. E così quest'auto uccide, amputa, ferisce, travolge. C'è sopra un personaggio che adesso, man mano che passano le ore, si delinea nella sua reale identità. Ma succede anche che nel momento stesso in cui si raggiunge l'apice di questo percorso, di questo iter stragistico, con la macchina che si schianta contro un negozio, succede anche che il malfattore, il farabutto, esca dalla sua piccola casa infernale e cerchi di fuggire. Allora lì scatta un meccanismo che, come è stato detto da qualcuno, dimostra ancora l'esistenza di prendere coscienza della situazione grave, di reagire e di punire chi si permette di esercitare simili pessime, orrende e infernali soluzioni. A che cosa poi? Soluzione a quale problema? Stiamo indagando. È un problema anche religioso. Ora si dà il caso che fra quelli, e forse in maniera più forte rispetto a tutti, che sono intervenuti a rischio di morire, a rischio non solo di essere feriti, ma di andare direttamente all'altro mondo, come è successo per gli altri, sia intervenuto appunto un certo personaggio, un certo signore, ancora giovane ma non troppo, dotato anche di pilitura sul volto, non senza marcature davvero come dire classiche e medioevo-rinascimentali come portamento e come voce. Ma quello che colpisce più di tutto è il nome e il cognome: Luca Signorelli. Chi ha un minimo di dimestichezza con la storia dell'arte e della civiltà italiana, in particolare tardo medievale e rinascimentale, non può di fronte a questo nome e cognome provare una grossa sorpresa. Ma chi era Luca Signorelli? Chi fu Luca Signorelli?
fu uno dei più grandi pittori della storia dell'arte italiana. Toscano di Cortona, pensate un po', di Cortona, quella città arroccata in cima a un monte che domina la valle del Tevere e però si trova quasi più incastonata nell'Umbria, nonostante sia ancora toscana, provincia di Arezzo. Da lì nacque e poi naturalmente andrò anche in altre città e divenne famoso per non quanto Michelangelo e Leonardo, citando dei toscani, ma sicuramente molto famoso e molto ammirato. Qual era, attenzione, la specialità pittorica, contenutistica e formale naturalmente? Qual era la scelta dei soggetti da parte di Luca Signorelli? Sì, si chiamava così, come il salvatore dell'attentato. Luca Signorelli aveva deciso di raffigurare tutta una serie di tematiche che riconducono al problema del giudizio universale e dell'inferno. La dannazione delle anime e appunto il viaggio verso l'aldilà che ingroppa ai diavoli fanno le anime stesse. Il vertice di tutta questa programmazione straordinaria, dove vince il coraggio, e poi vi spiego perché, la si ritrova nel Duomo di Orvieto, che è già di per sé, il Duomo di Orvieto, un miracolo per gli occhi, per il cuore. Duomo di Siena, Duomo di Orvieto, ci sono dei rimandi architettonici, ci sono delle soluzioni che abbagliano la nostra vista, ma lì dentro c'è soprattutto il dipinto che raffigura appunto questo trasferimento all'inferno delle anime e in particolare la raffigurazione del diavolo. Attenzione, Achtung, cari ascoltatori e ascoltatrici, non era tanto usuale raffigurare il diavolo, sapete? Nell'arte c'erano dei soggetti, delle figure, dei personaggi che si aveva paura di raffigurare, perché si pensava che dipingendo il massimo rappresentante del male nell'universo si potesse essere contagiati. Quindi se voi andate a vedere nelle chiese, nei palazzi, nei musei e cercate di trovare delle reali raffigurazioni del diavolo, voi ne trovate pochissime. Possono essere descritte anche in letteratura, vedasi Dante, possono essere descritte in altre forme, diremo così, di informazione oppure di spiegazione teologica, ma nell'arte questo è molto interessante, no? Perché c'è sempre questo rapporto della religione, di ogni religione con l'arte che è particolare. Nell'arte no, perché appunto la nostra vista viene automaticamente contaminata dalla visione del diavolo. Ma Luca Signorelli, che profondamente riteneva essere la vita una scommessa contro le forze del male, contro il demonio, contro l'infero che è in noi stessi o che si appalesa e si incarna in certi personaggi. Quindi lui ebbe il coraggio di raffigurare appunto con le ali in più rispetto alla tradizione, ma non dimentichiamo che secondo la teologia cattolica e non solo il diavolo è un angelo ribelle che cade, ma appunto quindi in qualche modo rimane dotato ancora di alcune caratteristiche
che lo apparentano appunto ai volatili, e ai volatili celesti, ma comunque pur sempre volatili, e quindi lui lo raffigura, ha il coraggio strenuo di raffigurarlo in una maniera tale che tutti all'epoca rimangono sgomenti da quello che voi potete ancora oggi vedere nel Duomo di Orvieto. E poi ci sono anche altri contesti dove lui ha lavorato, però sicuramente lì è impressionante il modo con cui lui ha raffigurato colui o uno di coloro che lui riteneva essere la radice di ogni perdizione, tanto al punto che perché il diavolo non si limita a stare nell'inferno secondo la tradizione religiosa? Non si limita perché è lui che ha lavorato alle costole del condannato, e quindi è lui che è responsabile del trasferimento del condannato all'inferno. E certamente la denuncia, secondo Luca Signorelli, stiamo parlando del pittore Luca Signorelli, poi arriviamo al Salvatore 2026. Quindi il concetto è appunto che nell'idea del pittore Luca Signorelli sia necessario arrivare con coraggio, anche traumatico, a questa soluzione pittorica. Sapete che una volta si parlava con l'arte, con le figure, si parlava più con le figure che con le parole. Oggi si combattono fra di loro le due essenze estetiche ed espressive, ma allora era molto forte il discorso dell'arte. Quindi nel denunciare questa situazione lui ammoniva tutti i viventi dicendo: no, non vorrete mica fare questa fine qua, non vorrete farvi trasportare dopo le malefatte della vostra vita alla perdizione eterna. Quindi tutto questo fa pensare proprio quanto Messer Luca Signorelli da Cortona, poi descritto anche da tanti libri di storia dell'arte, termini più filologici appropriati di me, ma insomma volesse arrivare a questo insegnamento, a questo grandissimo insegnamento. Certo, lui lo faceva, il bene che esprimeva Luca Signorelli era esercitato attraverso il mondo dell'arte, perché non era San Filippo Neri, non era portato ad agire direttamente per le strade per salvare le anime perse, e quindi agiva in questa maniera. Ognuno di noi, anch'io nel mio piccolo, ma non vorrei essere come dire troppo arrogante, una mia amica mi diceva: attenzione, non vorrei che tu finissi, Andrea, per dire le diable c'est moi, perché il rischio è sempre quello quando uno pensa di voler far troppo. Ma nel mio insegnamento liceale ho cercato anch'io di fare questo tipo di bene per quello che mi era possibile fare, naturalmente, e poi ognuno prende la propria strada in questo mondo. Io mi fermerei per adesso, appunto, aspettando la regista e i registi che adombrino la pubblicità. A voi, a dopo. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Andrea. Allora, 16 maggio 2026, tardo pomeriggio. Riappare dopo secoli un certo Luca Signorelli. Attenzione, non sto facendo un discorso spiritualista, non credo alle belle favole dipinte da una cattiva interpretazione della spiritualità. Non si tratta, intendiamoci subito, sarebbe al di fuori del mio fronte razionale e civile quello di poter pensare così, che si sia reincarnato Luca, il vecchio pittore, l'antico pittore, ci mancherebbe altro. Però c'è un fatto che la cultura popolare conosce perfettamente: il potere dei nomi e dei cognomi. Nel nome e nel cognome noi abbiamo un certo destino. Non esiste il caso, in barba alle convinzioni del professor Di Freddi, che ieri, come al solito, ha rilasciato una delle sue interviste a Radio 24 affermando che il più grande autore di tutti i tempi è Lucrezio. Lucrezio, sapete cosa diceva? Che è tutto casuale, che è tutto caso quello che succede. Incontro di cellule che si incastrano fra di loro a livello casuale. Secondo il professore Di Freddi, che io peraltro stimo per l'ironia e la sottigliezza nella denuncia di certe ipocrisie, però ha in mente una visione del mondo che non è l'esatta visione della cultura popolare, cioè della cultura più bassa nel senso di più profonda. Il caso non esiste, contrariamente a quanto sosteneva Lucrezio nell'antichità romana. E il nome è la dimostrazione più lampante che il caso non esiste. Si riappalesa comunque qualcuno che non c'entra più niente come anemos, come spirito intrinseco, individuale e irripetibile, con il pittore, ma che si chiama nella stessa maniera. Quindi se si chiama anche lui Luca Signorelli, esattamente come messer Luca Signorelli da Cortona, pictor della malvagità da denunciare, allora se si chiama così avrà una missione da compiere molto simile. In forma innata, istintiva, lui rincorre il malfattore, il cui nome non oso neanche pronunciare per non farmi piombare addosso altra sfiga, si direbbe in termini un po' post televisivi. E allora si dirige, rincorre il malfattore dopo tutto quello che ha visto, non fugge
come magari, adesso per carità, non li voglio paragonare a Celestini V, ma li capisco, altri modenesi sono fuggiti perché comunque non volevano nulla avere a che fare col rischio della morte. No, lui lo rincorre, vuole la resa dei conti, nel rispetto di chi? Di qualcuno che gli intercetta come un essere diabolico. Dal suo punto di vista, in quel momento, dal punto di vista di Luca Signorelli, la rincorsa affannosa, disperata, che fa nei confronti di una persona comunque più giovane e in quel momento dotata di armi da poter ulteriormente esercitare male, morte e disperazione, ecco, allora lui comunque trova quel coraggio per rincorrerlo, perché comunque individua forze estremamente negative che vanno combattute, che non vanno lasciate agire ancora liberamente per evitare appunto altro male. Allora acciuffa il malfattore e rischia di morire, tanto da venire sfregiato col coltello, se non ho capito male, naturalmente, sia nel ventre che nel volto. Almeno le foto così lo dimostrano, appunto. Ma il placcaggio, ecco, che fa quasi da rugby Luca Signorelli, il placcaggio del malfattore, permette poi ad altre persone di raggiungere il posizionamento dei due e collaborare appunto ad definitivo stop di questa scena infera, in modo tale appunto da permettere poi la definitiva consegna a chi di dovere dell'assassino. E quindi appunto senza paura, ritrovando quello spirito che era stato in altra forma, in altra epoca, di Luca Signorelli, del suo omonimo, nel riuscire a ritrarre diciamo Belzebù, niente proprio di meno che Belzebù, nella sua operazione più malvagia, che è quella proprio di sedurre le anime, ma noi sappiamo che nella seduzione dell'anima c'è tanta roba da reato, no? C'è l'inculcare la violenza, un comportamento abusivo nei confronti degli altri, in modo tale appunto da attrarre l'anima già predisposta per il viaggio verso l'aldilà peggiore. Quindi appunto individua questo soggetto, il nuovo Luca Signorelli individua questo soggetto che deve essere punito, costi quello che costi, con un coraggio quasi sovrumano, e ritenendo poi che questo fosse anche un sintomo del fatto appunto che la nostra comunità è ancora viva ed è in grado di rispondere alle stesse forze del male. D'altra parte abbiamo visto quanto poi, contrariamente a quanto sostenevano alcuni filosofi, la dimensione religiosa sia ridiventata importante ai nostri tempi e non si possa in qualche modo mettere una fetta di salame sugli occhi, sugli occhi della spiritualità, ma qui intesa in senso più come dire rituale, naturalmente. E in ogni caso è vero che non si deve combattere una guerra di religione, ma è anche vero che se la civiltà nostra viene messa a rischio, occorre rispondere alle provocazioni che possono avere una base religiosa, ed è nostro diritto, come sto facendo adesso, diciamo ripescare la tradizione storica, artistica, culturale a sostegno anche
di una visione che può essere interpretata in forma religiosa. Non che debba essere così per forza, ma è quella parte della cultura popolare più esoterica, più immaginifica, che qualcuno considera demente, che qualcuno considera folle, ma in questa immaginazione noi costruiamo realmente l'essenza della nostra vita, del nostro essere, del nostro fare. E certamente chi ha il coraggio di operare in questa maniera ci riconduce alle radici della nostra civiltà. Quindi non è un caso che l'eroe si chiami Luca Signorelli, e non è un caso che Luca Signorelli sia all'apice della storia della civiltà estetica italiana, perché comunque l'identità italiana si manifesta in questa maniera, come se dicesse essa stessa dal profondo dei tumuli, e mi viene in mente Foscolo, tanto amato Foscolo: esistiamo ancora, ci siamo ancora, non siamo morti, come vogliono farci apparire distrutti. Noi è l'Occidente, certamente, ma l'Italia è all'avanguardia, possiamo dirlo, dell'Occidente. Soprattutto il centro-nord, sia chiaro, ma non che esclude il sud dal mirabile banchetto di chi ha costruito, certamente, vengono in mente i siciliani per la letteratura nel Medioevo, di chi ha costruito mattone dopo mattone questa grande casa. L'ultima volta, lunedì scorso, io parlavo della casa lombarda. Certo, sono fiero e comprendo anche, secondo la linea di un certo Cherubini, in una Lombardia meridionale, la Emilia, dove è successo il fattaccio, ma più in generale questa piccola casa fa parte di un grande condominio che è l'Italia, che certamente ha operato nel corso del tempo secondo delle linee di presa di coscienza che sono passate attraverso tante vie, certamente, ma stiamo scherzando: la filosofia, la scienza, l'artigianato, l'arte, la cultura in senso più generale, ma anche e soprattutto la cultura popolare, che rimane viva dentro di noi e che probabilmente ha inciso moltissimo in quell'istintiva reazione del nostro Luca Signorelli, nel riuscire a dire non te la do vinta. Quindi appalesandosi come un anti-Celestino V sotto questo punto di vista, che non retrocede per viltà, come diceva Dante, ma che affronta quello che in quel momento si mostra come nemico. Nemico perché? Perché ha tentato di uccidere una marea di persone a Vanvera, a Random, la strage degli innocenti, una vera e propria strage degli innocenti, non a caso condannata dallo stesso Vangelo in termini temporali molto diversi, ma certamente significativamente appartenente alla nostra tradizione cristiana, quella tradizione cristiana che l'autore della strage stessa in una mail condanna, a quanto pare, come bastarda e inferiore. E quindi tutti questi ragionamenti, che sembrano forzati da un'eccessiva immaginazione, diventano quanto mai concreti e significativi in quello che può essere il recupero, appunto, di una dignità, di una forma di dignità, che deve impedire che questi fatti non fosse altro che questi fatti si ripetano, perché purtroppo abbiamo visto che in Francia e in Germania questi fatti simili, analoghi, si sono ripetuti moltissimo, naturalmente. Verrebbe da dire paradossalmente che la Francia e la Germania o il Belgio non hanno avuto mai un grande pittore come Luca Signorelli. Certo, io dicevo qualche puntata fa di Cultura e Arte, hanno avuto Van Dyck, che è un superbo, hanno avuto Rembrandt, hanno avuto tutta la tradizione dei post-rinascimentali francesi, naturalmente. Però noi abbiamo avuto dei talenti puri come Luca Signorelli.
Quindi non pensiamo solo a Raffaello, a Michelangelo e a Leonardo. Mi viene in mente Leonardo in questo momento La Vergine delle Rocce, che considero il suo capolavoro, meglio ancora dell'Ultima Cena, ma poi sono gusti personali che appartengono anche a suggestioni legate certamente al mio amore per la lombardità, in quanto La Vergine delle Rocce di Leonardo è proprio ispirata a Resegone e alla Grigna. Ma detto questo, cioè quello che conta è appunto vedere questi nessi apparentemente occulti che la razionalità scientifica alla Odifreddi, per intenderci, o di altri personaggi di cui non facciamo nomi naturalmente per rispetto, no? Che sono riconducibili, tutte queste opinioni, no? Pseudoscientifiche sono riconducibili anche a quel vasto mare magnum, no? Che dell'intelligenza appunto, che dice ma si tratta solo di un pazzo, lasciamo perdere qualsiasi riferimento a una dimensione di carattere mistica, di carattere mistico. Ne uso altri aggettivi perché lo sono abituato anche da docente di liceo a correggere le ripetizioni nei temi, ai bei tempi, perché oramai sono in pensione. Ma quello che ancora di più voglio dire, tutto questo ci deve insegnare che nei nomi e nei cognomi esiste una forza, una vitalità che non va assolutamente sottovalutata e che va ripresa, no, come trama reale del vivere di ogni giorno, naturalmente. E passiamo in Lombardia con Camelot e Vichinga. Camelot 22, 23, 24 maggio a Cassano Magnago, lì nel parco Magana di Cassano Magnago, che conosce bene tra l'altro il nostro anche Sammy Varin, abitandoci vicino. Ma lì Camelot, l'essenza del ciclo arturiano, viene celebrato in una forma inedita, di festa, di tende, di accampamenti, di finte battaglie, di virtù esercitate secondo un modello medievale. Ma perché rinasce tutto questo? Perché esiste un tentativo di recupero di civiltà nostre, tutto si lega, di civiltà nostre occidentali che vanno riproposte in qualche modo come modello, anche se appartengono alla sfera più boreale della nostra. Camelot a Cassano Magnago e Vichinga a Cusago, presso l'affascinante castello di Cusago, già in passato teatro di questioni complesse anche dal punto di vista politico. Ma in ogni caso lì sono i vichinghi, sono gli scandinavi, sono coloro che appunto erano riusciti a colonizzare il mondo e erano arrivati fino in America con Eric il Rosso a appalesare in una festa, in una grande festa, una grande manifestazione, la loro forza. Allora vedete bene che certi cicli epici popolari, a sfondo popolare, che erano stati attribuiti soltanto a un movimento politico, in realtà appartengono a una più vasta congrega di sensibilità che assieme sia all'antica civiltà greco-romana o al Rinascimento, come abbiamo visto qualche minuto fa, tosco-emiliano, assieme a queste comunque hanno contribuito anche loro alla grandezza dell'Occidente. Perché se è vero che in questo momento viene messa in discussione l'identità italiana appartiene anche nella sua articolazione complessa da nord a sud a un mondo più vasto che era fatto di quella sostanza, di quella forza. Il ciclo di Re Artù e della tavola rotonda, il ciclo carolingio di Carlo Magno che va a combattere contro l'Islam. Dopo Poitiers allerta le forze, la tradizione ce lo riporta soprattutto in Italia attraverso un altro grande emiliano, Ariosto. Quindi l'Emilia è stata già al centro di una ripresa di coscienza, di forza, di civiltà nel passato, lo può ridiventare
dopo secoli di questa volta sì, di imbastardimento rosso, che ancora oggi impedisce questa presa di coscienza di cui vi sto parlando. Ma Camelot è anche una scommessa un po' davvero con l'esoterismo, più di Vichinga a Cusago, e sarà i primi di giugno. Poi andate a cercare sempre su internet, appunto, Vichinga si chiama la festa. Ma Camelot di Cassano Magnago, quindi un po' più a nord, in zona Brughiera, ci racconta anche qualcosa di più sottile, appunto, di più esoterico, di più nascosto, che rappresenta evidentemente quella forma di magia che fa capo anche a Mago Merlino e che ha innervato tutta una serie di proposte e riproposte che arrivano fino a Tolkien, al Signore degli Anelli, in chiave britannica naturalmente. Ma c'è sempre stato un collegamento molto forte naturalmente fra certe regioni del nord Italia e quel mondo, ma anche in una chiave di scoperta di forze nascoste che non sono soltanto ortodosse nel senso appartenenti, che so, alla teologia cristiana, ma che debordano da essa per una sorta di curiosità che non va vista per forza in forma negativa, anche se poi diventa ossessiva può assumere un'istanza un po' deviante. Ma se si limita, come sembra essere anche Camelot, allo scherzo di qualche giorno che ci svaga, ma al tempo stesso ci permette di riconnetterci con quelle antiche civiltà che specialmente nella zona padana hanno contato e contano tantissimo ancora. Non a caso già nel 99 si faceva una festa celtica in zona di Argenta, è vero, in provincia di Ferrara. Questo perché evidentemente, ripeto, non è tanto, cioè, a volte la dimensione politica costringe a una riduzione di termini molto più vasti, che rappresentano comunque un risveglio, l'abbiamo detto, in senso lato, difficile da interpretare soltanto a livello razionale, ma che ci dà la misura di quanto, in buona sostanza, come diceva il Salvator ex Pictor Luca Signorelli, ci permette di dimostrare che non è morta la nostra civiltà, l'insieme delle nostre civiltà europee, che poi certamente hanno finito spesso e volentieri di essere masochisticamente cancellate da Strasburgo e Bruxelles, che più che alle antiche istanze di civiltà appunto vogliono aprire a un mondo troppo vasto. Cosa diceva quel famoso film di 007, che adesso tra l'altro vogliono riprendere con un nuovo attore, eccetera eccetera, appunto. Il mondo è troppo piccolo, no? Ma è al tempo stesso troppo vasto. Rimane troppo vasto se lo si misura in termini di volontà popolare e quindi anche di un'altra volontà che in termini opposti alla nostra ci vuole distruggere. Ecco perché appunto queste feste che abbiamo citato vale la pena di attenzionarle. So che anche Sammy ne parlerà di Camelot e alla sua maniera, che conosciamo simpaticamente tutti, con questa capacità di aderire appunto davvero alle richieste di tutti quelli che ci ascoltano, perché sentivo poco fa è la radio della gente che parla con la gente, la nostra, e quindi mette in campo anche tutte le risorse possibili e immaginabili della libertà. Ringrazio i registi, ringrazio chi mi ha ascoltato e per sempre come sempre Venezia risorga, Venezia. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea